Bene, funziona tutto? Sì. Grazie per essere venuti a questo incontro in libreria Italipost. Sapete che ne facciamo uno ogni sera, adesso a giugno smetteremo, riprenderemo a settembre. Naturalmente il professor Carlo Cottarelli, che ormai viene a ogni libro qui a presentarlo, di questo lo ringrazio. Poi peraltro lo trasciniamo in altre 10.000 presentazioni in giro per il Veneto. Fra 2 settimane saremo a Cornedo Vicentino per la Book Week. Cornedo Vicentino è un paesino alle porte di Valdagno, batte il territorio a tappeto e regolarmente a tappeto, come dire, le sale si riempiono, indice anche, come dire, di una stima nei suoi confronti che è rimasta sempre immutata, se non crescente. Siamo qui per presentare il suo ultimo libro, che è Dentro il palazzo. Però 10 minuti dobbiamo dedicarli per forza all'attualità, perché, come dire, i fatti, le ultime elezioni europee, gli Stati Uniti che mantengono fermo il tasso di interesse, l'Europa che fa un primo timidissimo taglio pur in assenza di un calo dell'inflazione, insomma sono fatti sui quali la sua opinione è più che gradita, perché di solito ci illumina. Allora, buonasera. Su questi fatti si potrebbe parlare per ore, però sulla questione dei tassi di interesse, quando scenderanno, se sono già scesi in parte, lì la questione è abbastanza semplice. Prendiamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti l'inflazione è ancora abbastanza forte, intorno al 3%, e non sta scendendo. L'economia sta tirando ancora abbastanza, per cui siccome l'obiettivo della Banca Centrale Europea, della Banca Centrale Americana, la Fed, è di riportare l'inflazione al 2%, lì è normale che non ci sia stato un abbassamento dei tassi di interesse. La disoccupazione è molto bassa, non è una buona notizia per Biden questa cosa, perché l'inflazione rimane abbastanza alta, i tassi di interesse rimangono abbastanza alti. Andando verso le elezioni, questo favorisce Trump perché gli americani sono scontenti. La popolarità di Biden è scesa, è rimasta bassa e non riprende, nonostante la crescita economica forte, perché la gente vede che quando va al supermercato i prezzi continuano ad essere alti e a crescere, e quando va in banca a prendere un prestito i tassi di interesse sono alti. In Europa la cosa è un po' diversa, nel senso che prima di tutto il tasso di inflazione è sceso su livelli più bassi. È vero, nell'ultimo mese c'è stato un aumento dal 2,4% di aprile al 2,6% di maggio, però si tratta di livelli più bassi di quelli degli Stati Uniti. L'economia non cresce molto, quindi c'è meno pressione da parte sulle risorse economiche disponibili da parte della domanda, e questo ha indotto la Banca Centrale Europea a fare il primo ritocco verso il basso dei tassi di interesse, da 4,50% a 4,25%. Però è chiaro che ha fatto questo nonostante il dato dell'inflazione a maggio non fosse particolarmente buono. Lì la banca centrale non è che sa esattamente cosa succede all'inflazione, è come un medico che dà una medicina, poi non sai come reagisce, quanto rapidamente ti passa la febbre. Allora quello che ha fatto la banca centrale è ridurre un po' la medicina, sperando che la medicina già data in passato fosse sufficiente, e invece ha visto che la febbre è tornata su un pochino. Questo non vuol dire che non taglierà più i tassi, però è probabile che prima di fare un altro taglio dei tassi di interesse aspetterà di vedere se la medicina che è stata data in passato, adesso in dosi un po' più basse ma mica poi tanto, avrà un effetto sull'inflazione, cioè sulla malattia, sulla febbre. Quindi se dovessi scommettere, io penserei che da qui alla fine del 2024 ci saranno altri 2 o 3 tagli dei tassi di interesse, però dipende da che cosa succede, a come va la febbre, l'inflazione.
La tendenza sarà quella di una discesa dei tassi di interesse. Però, un fatto che ostacola è il fatto che con, i tassi di interesse americani che sono rimasti un po' più alti, quelli europei che sono scesi, questo fa perdere un po' di valore all'euro, le importazioni diventano un po' più care e questo tiene un po' più su l'inflazione, quindi bisogna vedere come va. Ecco, senta, ma, mi soffermo ancora un attimo su questo punto. In molti dicono che la dinamica demografica che fa sì che si trovi poca forza lavoro spingerà in alto i salari, che peraltro sono stati molto compressi in questi anni, e quindi che questo sarà un elemento che, contribuirà a tenere alta l'inflazione. No, non credo. Allora, prima di tutto, casomai succedesse questo, casomai sono i margini di profitto che si devono restringere. Cioè che non è che tutti gli aumenti dei salari possono essere riversati sui prezzi. Se il lavoro diventa più raro rispetto al capitale, la remunerazione del capitale scende rispetto a quella del lavoro. Non è che i prezzi risolvono tutto, perché se aumentano i prezzi, i salari poi aumentano ulteriormente, perché quel che conta è il salario reale. E quindi no, non credo che ci possa essere quel tipo di rincorsa. Primo. Secondo, non credo che, quelle forze demografiche siano più forti dell'altra forza fondamentale, cioè quella della globalizzazione. Globalizzazione è la cosa che ha fatto scendere o crescere meno i salari rispetto ai profitti, perché appunto è ancora facile trovare lavoro a buon mercato nei paesi in via di sviluppo. E questa è la forza che prevale, quindi no, non credo che ci sarà una spinta verso l'aumento reale dei salari. Ci sarà una spinta all'aumento reale dei salari per un altro motivo, che l'inflazione degli ultimi 2 anni è stata tale per cui i salari reali sono stati erosi e adesso pian pianino stanno recuperando, ma è un recupero di un taglio molto forte che c'è stato negli ultimi 2 anni, 10% a causa dell'inflazione. Questo fra l'altro è uno dei motivi per cui l'aumento dei salari che adesso sta andando più rapidamente dell'aumento dei prezzi non dovrebbe dare questo un'ulteriore spinta ai prezzi perché è un ritorno alla normalità. Senta, un'altra cosa legata più invece alle elezioni europee. Adesso non ho visto i dati oggi, ma insomma a ieri lo spread è tornato a salire. I giornali dicono, per colpa delle debolezze di Macron, in Francia, un po' della Germania e così via. Rischiamo una crescita dello spread che penalizza particolarmente l'Italia? Allora, oggi è già tornato giù, cioè non è tornato ai livelli di 2 giorni pre-elezioni, però, il livello pre-elezioni dello spread, che ricorda la differenza tra il tasso di interesse pagato sui titoli di Stato italiani e quello pagato dalla Germania, e quindi è la misura di quanto è rischioso investire in titoli di Stato italiani, ehm, lo spread è rimasto era prima delle elezioni intorno a 130 punti base, cioè vuol dire 1,3%. Era rimasto su quei livelli ormai da mesi. Ieri è salito da 130 è salito a 150 punti base, però oggi è risceso a 140. Quindi Che comunque non è un livello non è un preoccupante. livello preoccupante, perché comunque è aumentato, c'è una generale aumento dell'incertezza, nelle elezioni francesi, ma c'è anche un altro fatto che poi invece può essere più di lunga durata, cioè, è chiaro che a queste elezioni europee hanno vinto i partiti della destra e sono avanzati in particolare la destra nazionalista. E cosa vuol dire questo? Che diventa meno probabile la ripetizione di operazioni di solidarietà come il Next Generation European Union, che sta facendo arrivare, sono già arrivate in Italia più di 100 miliardi, ne arriveranno altri un'altra novantina. Operazioni di questo genere per cui l'Europa si indebita in comune e poi passa soldi ai singoli paesi, diventano più difficili con un Parlamento europeo dove le forze non europeiste, le forze nazionaliste aumentano il loro peso. La maggioranza che eleggerà Ursula von der Leyen, se viene eletta, perché il voto è segreto, per cui potrebbero esserci tanti franchi tiratori, la maggioranza dovrebbe essere più o meno la stessa della scorsa legislatura.
però il margine è più ristretto e quindi questo rende più difficile avere un rafforzamento delle istituzioni europee rispetto al passato e anzi renderà ancora più difficile avere queste operazioni con cui si era cercato di rafforzare le istituzioni europee, diciamo, prendere a prestito soldi in comune e poi prestarli ai singoli paesi. Scordiamoci quindi l'idea di un debito comune. Cioè lei ci sta dicendo che la destra italiana, il centrodestra, che ha vinto con crescendo peraltro di percentuale anche rispetto alle politiche, ha poco da festeggiare dalla vittoria dei nazionalisti negli altri paesi? Beh sì, fondamentalmente sì, perché gli nazionalisti del loro paese, essendo nazionalisti, non vogliono indebitarsi per aiutar l'Italia, Va bene. cioè No, no, sembra una cosa, come dire, banale, però no, di solito, come dire, Meloni sembrava molto felice della vittoria della Le Pen in Francia, e Salvini dell'AfD in Germania, poi il conto arriva qua, diciamo, perché loro. è chiaro, noi la solidarietà tra paesi europei, il debito comune è quello che noi vorremmo, ma mi sembra difficile che ci siano le basi. Bene, allora io mi fermerei sull'attualità, diciamo, a queste battute, anche perché poi vi lasceremo spazio a domande, ma soprattutto perché siamo qui per questo libro, Dentro il palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere, edito da Mondadori. Questo libro è stato scritto perché Carlo Cottarelli è stato per alcuni mesi dentro il palazzo, eletto per alcuni mesi, poi si è dimesso. Io posso confessare una cosa, non so se lo ricorda, quando lei mi disse che si voleva candidare, dissi: "Ma professore, chi glielo fa fare?" E poi, quando ho letto il libro, dico: "Beh, se il risultato è stato questo libro, ha fatto benissimo ad andarci", perché, è un libro, anche gustosissimo, cioè da leggere quasi in spiaggia, per certi aspetti, cioè molto liscio, che racconta delle cose che in teoria tutti dovremmo sapere, ma in realtà nessuno di noi lo sa. Uno va a fare il deputato e cosa fa durante la sua giornata? Ma dunque, il peon, cioè il deputato ordinario, la cosa principale che fa è votare, cioè quando ci sono le votazioni schiacciando un bottone, non sapendo però esattamente che cosa sta votando, perché son talmente tante le cose che passano sotto gli occhi in aula, ma anche in commissione, che è umanamente impossibile sapere che cosa stai votando. Allora, come fai a sapere che cosa devi votare? Devi seguire le istruzioni del senatore, nel mio caso, o del deputato per chi sta alla Camera, del tuo gruppo parlamentare che ti dice cosa votare, il cosiddetto segretario d'aula, che ti dice come votare. Pollice su ovviamente vuol dire sì, questo vuol dire astenersi e questo vuol dire votare contro. Oppure il segretario d'aula grida il colore del pulsante che tu devi schiacciare, verde, rosso oppure bianco. La cosa funziona così. Succede anche che si votano, come racconto, 400 emendamenti a una legge in 2 ore. È una cioè, catena di montaggio fondamentalmente. Funziona così: il presidente di turno del Senato dice: "Mettiamo ai voti l'emendamento 10.1.2", aperta la votazione, chiusa la votazione. Mettiamo ai voti l'emendamento 10.7.4, aperta la votazione, pochi secondi, chiusa la votazione. E in quei pochi secondi bisogna schiacciare il bottone giusto. Allora, come si fa? Questo è una cosa, c'è un trucco perché i bottoni non sono visibili e quindi uno inizialmente soprattutto non vede il colore che deve schiacciare, non sono visibili perché alcuni voti sono segreti. Allora i 3 bottoni stanno in una feritoia e, la prima cosa che ti insegnano quando tu siedi in aula è che il primo bottone è quello dell'astenuto, il secondo bottone è quello del voto favorevole sì, il terzo bottone è quello del no. Come fai a ricordartelo? Asino. E quindi uno
che cosa fai il parlamentare per 2 ore e continua a pensare: "Asino, asino, asino". Quindi non è particolarmente esaltante. Poi naturalmente sono anche cose, più significative. Il lavoro nelle commissioni è più significativo, ma anche il lavoro delle commissioni spesso è molto formale. Lì racconto diversi episodi in cui si dimostra, questo. Ogni provvedimento, ogni legge ha una sua relazione. C'è un relatore, un senatore che il relatore legge un riassunto del provvedimento, cosa peraltro che non è particolarmente utile perché capiti i provvedimenti, le leggi, ci cambi una virgola, cambia tutto, leggere un riassunto non serve a molto, però la cosiddetta oralità della procedura comporta che ogni provvedimento ha la sua relazione che viene letta sia in aula sia in commissione e nessuno sta a ascoltare perché prima di tutto, come ho detto, è poco rilevante la cosa e poi comunque se vai lì in aula e soprattutto in commissione avresti già dovuto leggertelo il provvedimento. Allora cosa succede? Succedono delle cose davvero strane. È successo 2 volte, episodio che racconto. C'era un senatore in commissione finanze che era responsabile per 2 provvedimenti e allora legge la prima relazione, uhm, si va ai ci sono gli interventi, si va ai voti, chiusa la cosa, passa alla seconda relazione, ma si sbaglia il foglio, prende ancora il foglio della prima relazione e ricomincia a leggere il primo riassunto, non accorgendosi che stava leggendo la stessa cosa che aveva letto prima. E che passano 2, 3 minuti finché io prendo il coraggio e dico: "Ma secondo me sta leggendo la stessa cosa". "Ah sì, sì, sì", e così comincia. Un mese dopo, ma neanche 3, 4 settimane dopo, la stessa scena e lì però neanch'io mi sono addormentato e c'è voluto che dopo 5, 6 minuti è stato il funzionario del Senato che si occupava di quella commissione a segnalare che si stava leggendo la relazione del provvedimento sbagliato. Molte cose vengono fatte pro forma. La stessa discussione parlamentare è spesso pro forma, è una prosecuzione della campagna elettorale. Non si parla per convincere l'altra parte dell'aula a non so, a raggiungere un compromesso, tesi, antitesi, sintesi, qualche cosa che per il bene del paese possa servire a migliorare i provvedimenti. Si parla per partito preso. Partito preso vuol dire che fai un attacco all'altra parte, gli altri non ti stanno ad ascoltare perché tanto sanno che tu stai soltanto attaccando senza dare un contributo sostanziale. Parli nel brusio generale perché la gente non ascolta, parli nel brusio generale quando ti va bene, perché se c'è silenzio è perché non c'è gente in aula, stai parlando quasi da solo, quindi davvero è una situazione un po' assurda. Se posso, beh, posso andare avanti qui. È Allora talmente chiediamoci gustoso. perché c'è perché il lavoro è sostanzialmente formale più che sostanziale? Perché ormai le leggi, le fa il Parlamento, le fa il governo piuttosto che farle il Parlamento, Infatti io volevo sempre più. appunto proprio Allora chiederle torniamo su questo qui dopo, però allora volevo in termini di aneddoti rispondere a un'altra domanda: ma se la situazione è questa, perché i parlamentari rimangono lì fondamentalmente? Io sono andato via, ma perché la maggior parte rimane lì? Essenzialmente perché ci sono vantaggi a essere a essere parlamentari. Prima di tutto ti chiamano senatore, il che ti fa sentire meglio di cominciare quando tu entri nel Senato: "Buongiorno senatore." Ti viene in mente quelli con la toga, ecco. Poi lo stipendio è buono, sono 12.000 € netti al mese, 12.000 netti al mese. Vi ricordate forse che Fassino qualche mese fa aveva sventolato il suo certolino: "Guardate non è uno stipendio, non è basso, sono 4.000, 4.500 netti al mese, ma non è che si diventa ricchi in questo modo". Cavolo, ne ha contata un'altra di palla perché quelli sono 4.000, 4.500 che poi in realtà sono 5.000, quasi 5.000 netti al mese. Poi ci sono tutte le integrazioni varie e si arriva di netto a portare a casa 12.000 € netti. Cavolo, non è poco. Dici scusi certo professore, alcuni partiti chiedono
il rientro del 50% per le spese No, elettorali. no, non è così. Non è Dunque, così? no, allora le spese elettorali sono un'altra cosa, ma ogni partito richiede all'inizio, no, che richiede non tutti i partiti, alcuni partiti richiedono di avere mensilmente un certo importo. Nel Partito Democratico erano 1.500 €, ma di quei 1.500 € non venivano dai 12.000. Perché? Perché sono altri 2.090 € di spese rendicontabili che tu non ti puoi portare a casa, li devi utilizzare per qualcosa, ma li puoi utilizzare per pagare i soldi al partito. Quindi io portavo a casa 12.000 netti e poi ogni mese davo al partito 1.500 € che traevo da questi 2.090 di spese rendicontabili, che poi il termine spese rendicontabili è un po' generoso, perché rendicontabile per voi umani quando dovete rendicontare qualcosa dovete portare delle pezze d'appoggio. Cioè, non so, io quando sono andato lì la prima volta nell'ufficio delle spese rendicontabili ho detto: "Allora cosa devo portare? Le ricevute del versamento al Partito Democratico? Basta un'email che loro mi mandate al Partito Democratico e dice che ho versato?" E mi dicono: "No, no, non basta, non serve niente." "Come non serve niente? Sono spese rendicontabili, come le rendi conto?" "Ah, lei deve scrivere su un pezzo di carta che ha fatto questi versamenti." E io: "Ma come fate voi a sapere se dico la verità?" Ma lei è un senatore, le dobbiamo credere. Allora, questo è un'altra cosa che non succede agli umani, succede soltanto. E poi 12.000 € netti al mese. La mensa del Senato sono 11 €, è davvero una cosa incredibile in termini di qualità e di quantità delle cose. Funziona come un all you can eat buffet, cioè uno può tornare quante volte può a prendere. "Mi dà una soglia?" "Sì." "La mangio?" "Mi può dare un'altra soglia?" "Ma certo senatore." E lì uno tende a ingrassare naturalmente. La cioccolata calda del bar del Senato è la migliore al mondo secondo me, per cui insomma sono questi, e concludo con i viaggi. Uno viaggia in treno gratis, e questo lo sapevo in business. Non sapevo che viaggiare in aereo sul territorio nazionale si viaggia gratis, e non devi spiegare, non è legato al fatto che tu vai a fare un compito istituzionale o anche un'attività politica di qualunque genere. Lo puoi fare per qualunque cosa, anche per motivi privati. Io non lo facevo per motivi privati per principio, ma si può fare, per motivi privati, tutto gratis. In aereo il viaggio è, in classe economica, ma la tariffa è una tariffa piena, per cui l'agenzia viaggi del Senato, che sono bravissimi, numerosi, disponibilissimi e gentilissimi, ti riescono sempre a mettere in business o prima classe sui voli nazionali. Poi concludo, c'è questa cosa stupenda che mi manca molto: ti danno una tessera per non pagare i pedaggi autostradali. Ma non è una tessera normale, quando mettete dentro la carta di credito, ehm, tessera in lettura, in attesa di autorizzazione, pagamento accettato, intanto lì passa. No, con questa cosa lì la metti dentro e si alza subito la barra. Sono soddisfazioni queste, vi assicuro. Va bene. Ma lei era nel Partito Democratico, quindi come dire un partito, i 5 Stelle avranno versato almeno il 90%? No, il 90% no di certo, non so quali sono le regole. Il Partito Democratico richiede un'altra cosa, lì che davvero son soldi che vengono poi, quando uno viene eletto deve versare 50.000 €, di cui 35.000 al partito democratico regionale e 15.000 a quello nazionale. Ma quello, una volta che hai fatto, non c'è niente da fare, anzi quello è un incentivo per rimanere in Parlamento, per recuperare. Io sono stato soltanto 8 mesi, quindi l'ammortizzamento non sono spese ammortizzate quelle, Vabbè, purtroppo. 3.000 € al mese dai. Va bene. Senta, al di là, stiamo prendendo come battute insomma, ma la situazione è abbastanza amara e spiega anche il fatto che, per esempio, quando i 5 Stelle ebbero quel boom straordinario di elezioni, alle elezioni non mi ricordo di quanti anni fa, chiesi a un mio amico, dice: "Dai, ma questi 5 Stelle", lui mi disse: "Ma no, tranquillo, per 4 anni, 6 mesi e 1 giorno saranno disponibili a votare qualsiasi governo al mondo", perché
erano ragazzi che prendevano 1.000-1.500 € al mese, e quindi quando mai avrebbero rinunciato a una cifra di questo genere. Però è una repubblica parlamentare, quindi, come dire, i parlamentari dovrebbero essere chi ci rappresenta e chi decide in qualche maniera per noi, o perlomeno fa l'elaborazione degli interessi. Lei mi dice che in realtà si schiacciano i bottoni senza neanche sapere esattamente per cosa. Beh sì, perché fondamentalmente, come dico, non è, sto esagerando, naturalmente poi il lavoro in chi sta nella commissione da cui il provvedimento è stato discusso come punto di partenza ne sa un po' di più del provvedimento, ma anche in quei casi lì sono stati alcuni provvedimenti più tecnici in cui 10 parlamentari, 10 senatori su 200 forse sapevano di che si stava parlando, però il governo ti dice di votare e tu lo voti. Allora, qui arriviamo al punto di com'è che non è più il Parlamento, ma è sempre più il governo che fa le leggi. Ci sono 3 strumenti principali. Primo è il ricorso ripetuto ed esagerato alla decretazione d'urgenza, cioè i decreti legge. Sono consentiti dalla Costituzione e la legge viene fatta per decreto, con un decreto del governo, e poi viene approvata entro 60 giorni dal Parlamento, ma intanto la legge è legge immediatamente, poi cambiarla diventa complicato. Questo governo ha raggiunto il record, perlomeno negli ultimi 30 anni, in termini di frequenza dei decreti legge, uno alla settimana in media. Secondo strumento è il ricorso al voto di fiducia. Il governo pone la fiducia sull'approvazione di una certa legge, anche appunto può essere la conferma di un decreto legge. Perché questo è rilevante? Perché quando il governo pone la fiducia, questo interrompe la discussione parlamentare del provvedimento. Tutti gli emendamenti decadono, si va direttamente al voto sulla fiducia e automaticamente sulla legge. Il terzo strumento, quello forse ancora più pericoloso, sono le cosiddette leggi delega. Le leggi delega sono leggi in cui il Parlamento di sua volontà decide di far scrivere le leggi al governo. Il Parlamento delega il governo a scrivere le leggi. Questo viene fatto, dovrebbe essere fatto per delle materie particolarmente tecniche, è permesso dalla nostra Costituzione purché il Parlamento indichi i principi che il governo deve seguire nello scrivere le leggi, o meglio i decreti legislativi, che non tornano più al Senato o alla Camera per essere votati, ma soltanto per un parere non vincolante. Il problema è che nel corso del tempo questi principi sono diventati sempre più vaghi. E un esempio particolarmente rilevante è l'ultima riforma sul fisco, la legge delega sul fisco dell'agosto dell'anno scorso, in cui fondamentalmente si delegava il Parlamento delegava il governo a scrivere le leggi usando dei principi molto generici, tant'è vero che non c'è un numero, non ci sono i numeri, le aliquote di tassazione non sono state definite dal Parlamento, sono lasciate al governo sulla base di principi di carattere molto generale. Quindi il Parlamento si è tolto la possibilità di fissare il livello della tassazione e la progressività della tassazione. E capite, questo è piuttosto strano perché i parlamenti sono nati proprio la Magna Carta, il primo Parlamento dell'era moderna, era ancora il Medioevo, ma comunque ci stavamo avvicinando all'era moderna, era stato basato sul fatto che i nobili inglesi nel Parlamento volevano votare il livello della tassazione, non era più il re che decideva il livello della tassazione. E invece la legge delega sul fisco ha comportato questa cosa. Poi c'è una quarta tendenza che non ha a che fare con l'approvazione delle leggi, ma ha a che fare con le nostre leggi elettorali degli ultimi anni. Le nostre leggi elettorali non permettono ai cittadini di scegliere chi va in Parlamento, non ci sono più le preferenze che invece ci sono per le votazioni europee, ma per le votazioni politiche sono anni che noi non abbiamo più la possibilità di scegliere chi va in Parlamento. Chi è che va in Parlamento lo decide il capo o la capa del partito
sulla base del punto in cui tu vieni messo nella lista elettorale. Se vieni messo in alto è probabile che tu sia eletto, se vieni messo in monto non viene eletto di sicuro. Allora capite, con questa logica chi viene messo in testa alla lista deve avere una caratteristica principale, cioè essere fedele al capo o alla capa del partito. E quindi quelli che finiscono in Parlamento hanno questa capacità principale, quella di prendere ordini. E prendono ordini. E l'esempio più ovvio è stato di nuovo a fine dell'anno scorso, quando la legge di bilancio, la legge del bilancio dello Stato, che è una delle fondamentali leggi che il Parlamento approva, per quella legge il governo ha ordinato a tutti i parlamentari di maggioranza, che sono il 60% del totale, di non presentare emendamenti, quindi di non osare neanche di cambiare una virgola nella legge. Ovviamente le opposizioni hanno presentato emendamenti, ma gli emendamenti proposti dalle opposizioni sono regolarmente bocciati, quindi la legge è stata scritta fino all'ultima virgola dal governo, senza la possibilità per il Parlamento di cambiare neanche una virgola. E tutti i parlamentari di maggioranza si sono adeguati a quest'ordine che veniva dal governo, tranne uno, Romeo, il senatore Romeo, che aveva presentato 3 emendamenti. Glieli hanno fatto togliere pure quelli. Lui ha detto: ma io avevo capito che 2 o 3 emendamenti si potevano fare, però mi adeguo, non capisco ma mi adeguo. Insomma, a questo punto è chiaro che le leggi sempre più le fa il governo e non il Parlamento, e questa cosa peggiorerebbe ulteriormente, questo sbilancio, questa concentrazione, questo spostamento del potere dal Parlamento al governo aumenterebbe ulteriormente col premierato. Perché? Perché col premierato il presidente del Consiglio sarebbe eletto direttamente dal popolo, diventerebbe più difficile fare quello che invece è successo nella scorsa legislatura, con chiaramente eccessi, bisognava fare qualcosa, ma adesso si sta andando all'eccesso opposto. Il Parlamento non avrebbe quasi più neanche la possibilità di far cadere il governo, il voto di fiducia. E quindi chi viene eletto dal popolo rimarrebbe lì per 5 anni con un'enorme concentrazione di poteri, sia rispetto al Parlamento, sia rispetto al Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica, di nuovo, non è eletto direttamente dal popolo e quindi avrebbe un peso politico molto inferiore a quello del Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo. E questa concentrazione di poteri nelle mani di una sola persona, seppur eletta democraticamente dal popolo, mi preoccupa. Mi preoccupa sia per come si deve intendere la democrazia. Io vedo la democrazia come un equilibrio di poteri, più che poteri che vengono dati a una sola persona. E secondo, per il funzionamento del nostro paese, della nostra società, della nostra economia, perché di solito quando troppi poteri vengono dati nelle mani di una persona, questa persona tende a montarsi la testa, si sente Dio in terra e prende decisioni avventate, che poi pagheremo tutti noi. Aggiungo un'ultima cosa: in altri paesi c'è l'elezione diretta del capo dell'esecutivo, del potere esecutivo. Negli Stati Uniti il presidente americano viene eletto direttamente dal popolo. In Francia Macron pure è stato eletto direttamente da un voto popolare. Ma qual è la differenza tra questi casi e la riforma del premierato? La riforma del premierato comporterebbe che il Presidente del Consiglio ha automaticamente la maggioranza in Parlamento. Il Presidente americano non è sicuro di avere la maggioranza in Parlamento e spesso non ce l'ha. C'è il voto disgiunto, uno può eleggere come presidente un democratico e votare per un senatore repubblicano. Non solo, ma negli Stati Uniti c'è questa cosa che è fatta proprio per garantire un equilibrio dei poteri, che quando viene eletto il presidente americano, soltanto metà del congresso viene eletto allo stesso tempo, l'altra metà è quella eletta 2 anni prima. Quindi sì, si dà sempre il potere al popolo, ma il popolo è in parte quello di oggi e in parte quello di 2 anni prima, perché si sa il popolo cambia idea facilmente. Allora, per dare un po' più di equilibrio tra i poteri, allora c'è questo meccanismo. Francia, sapete, la stessa cosa. Macron probabilmente non aveva la maggioranza in Parlamento nelle ultime elezioni, probabilmente non ce l'avrà adesso che
nelle nuove elezioni che lui ha convocato. E quindi questo equilibrio dei poteri è fondamentale per evitare che ci sia qualcuno che si sente, come dico, Dio in terra e fa alla fine prende delle decisioni che sono avventate. Professore, lei ha accennato una cosa, dice in una legge basta spostare una virgola. Siccome dubito che al governo ci sia qualcuno che scrive le leggi, quanto pesano i funzionari che le redigono? Pesano. Riescono anche a, come dire, a modificare intenti originari in qualche maniera? Ma sì, secondo me sì. Allora, si parla qui degli uffici legislativi dei vari ministeri. Nelle cose principali forse no, ma nelle cose di dettaglio che poi possono svantaggiare una certa lobby piuttosto che un'altra, i funzionari hanno molto potere. Questo non l'ho osservato direttamente negli 8 mesi che ho passato al Senato. Questo l'avevo osservato più direttamente in quell'anno che ho fatto il commissario per la revisione della spesa, tra il 2013 e il 2014, in cui sono stato più a contatto con la vita dei ministeri più che con la vita del Parlamento. E sì, non c'è dubbio che gli uffici legislativi dei vari ministeri, oppure i capi di gabinetto dei vari ministeri hanno molto, molto potere. Non, come dico, non per le cose enormi, ma per le cose che toccano poi gli interessi di questa lobby piuttosto che di un'altra. Un'ultima domanda veloce. Si dice sempre di più che ogni paese vede esautorato i suoi poteri perché si governa a Bruxelles. Ma quindi i provvedimenti che vengono presi dai governi nazionali, compreso quello italiano, alla fine pesano o non pesano? Allora dipende, le norme approvate quando diciamo da Bruxelles, prima di tutto dobbiamo chiarire che, non sono approvate dalla Commissione europea. Ci sono 2 tipi di normative europee: le direttive e i regolamenti. I regolamenti sono applicabili direttamente, il paese si deve adeguare. Le direttive no. Le direttive per diventare operative in un paese richiedono una legislazione interna e spesso la legislazione interna non arriva, arriva con ritardo o arriva con modifiche. Si parla spesso di gold plating, cioè il paese che aggiunge qualcosa rispetto a quello che era stato fissato dalle istituzioni europee. Ehm, Queste comunque sia regolamenti che direttive, sono però approvate dai organi eletti democraticamente, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo. Ci sono 2 colegislatori in Europa, il Parlamento e il Consiglio europeo, e tutte le norme devono essere approvate da tutte e 2. Il Parlamento europeo è quello che abbiamo approvato, il Consiglio europeo è il consiglio formato dai rappresentanti dei governi di ogni paese europeo. Quindi quando diciamo le cose vengono da Bruxelles, vuol dire cose che sono state approvate dal Parlamento, per cui abbiamo votato, e dai governi e dalla maggioranza dei governi, che pure sono stati democraticamente votati. Quindi, detto tutto questo, poi c'è un altro aspetto di cui tener conto. Per questi in termini di potere di regolamentazione, i trattati europei comportano dare un notevole peso a questi regolamenti e direttive approvate dalle istituzioni europee. Però le istituzioni europee sono invece estremamente deboli in termini di soldi. Tutto quello che riguarda i soldi, quasi tutto quello che riguarda i soldi, sono ancora approvati a livello nazionale, perché il bilancio dell'Unione Europea è molto piccolo, è l'1% del PIL europeo. Tanto per fare un confronto, in Italia il bilancio delle pubbliche amministrazioni è il 50% del PIL italiano. A livello europeo l'1%, il bilancio europeo è l'1% del PIL europeo, sia sul lato dell'entrata sia sul lato della spesa. Quindi il potere economico, i soldi, è completamente decentrato. Il potere di regolamentazione è accentrato, ma con questa differenza tra regolamenti che sono direttamente applicativi e invece le direttive che richiedono un'altra cosa. Bene, senta,
siccome il libro va letto tutto, lei è stato anche quasi presidente del Consiglio per qualche giorno, no? Forse 4 giorni, esatto. Oh, nel libro c'è Presidente del tutto Consiglio incaricato. incaricato, ho detto quasi presidente, diciamo. Dentro c'è tutto il racconto che è gustosissimo. Ci sono 2 episodi che vorrei così che ci ricordasse qui anche per dare il tenore. Uno è il suo incontro con Beppe Conte e l'altro il tentativo di nominare ministro un giovane scrittore, se non ricordo male. No, dunque, il primo elemento è una cosa abbastanza curiosa, perché nel gennaio del 2018 sono stato contattato per telefono da una persona che diceva di essere un rappresentante dei 5 Stelle e che voleva incontrarmi per farmi una proposta a nome del capo dei 5 Stelle, cioè di Di Maio. E io ho incontrato questa persona nel Caffè Greco di Roma, via Condotti. Arriva questo tizio e parla. Io mi ero rimasto impressionato a quanto parlava questo, tanto che dopo 3/4 d'ora gli ho dovuto chiedere: "Ma scusi, ma qual era la proposta che mi voleva fare?" La proposta era che volevano che io entrassi nella lista dei ministri dei 5 Stelle come ministro dell'economia. Ehm io ho detto che ci pensavo, ma che più che altro per cortesia, per non dire subito di no, e dopo 5 giorni questo tizio mi ha richiamato e io ho confermato che non ero interessato nell'entrare nella lista dei ministri dei 5 Stelle che avevano annunciato prima delle elezioni. Se loro vincevano, questi sarebbero stati i ministri. Non l'ho fatto perché insomma mi sembrava i 5 Stelle, per quanto non più estremisti come proprio all'inizio, fossero comunque troppo estremisti. Il personaggio che mi aveva chiamato era Giuseppe Conte, che io non avevo idea di chi fosse, ma nessun italiano aveva idea di chi fosse nel gennaio del 2018 Giuseppe Conte. La cosa curiosa è che se qualcuno ci avesse visto al Caffè Greco quel giorno e qualcuno avesse detto: "Guardi, quello lì sarà presidente del consiglio incaricato, quindi quasi presidente del consiglio per 4 giorni. Quell'altro sarà presidente del consiglio della Repubblica Italiana per 2 governi", ma nessuno ci avrebbe creduto una cosa una cosa di questo genere. E però in Italia, la politica è fatta anche di queste stranezze, ma chiaramente io avevo sottovalutato Conte, tanto che io me l'ero completamente scordato. Quando Conte poi era stato chiamato dai giallo-verdi per guidare il primo governo Conte 1, poi lì c'è stato il fatto che c'era stato il disaccordo col Presidente della Repubblica, eccetera. Io non mi ero reso conto che questa era la persona che avevo incontrato pochi mesi prima, perché mi aveva colpito così poco quella persona, non mi era rimasto in mente. Dopo che io ho fatto quei 4 giorni, ero tornato a casa, ho rivisto m'è venuto in mente: "Ma Conte, ma non è la stessa persona?" E sono andato a vedere nella mia agenda e c'era il nome, sì, Giuseppe Conte, e allora poi gli ho scritto: "Congratulazioni anche." Non mi ero reso mica conto che era lui. Poi l'altro episodio era quello Lei cerca di del nominare un allora ministro. come si fa un governo? Istruzioni per l'uso per fare un governo. Ci vuole un block notice, perché questo m'han dato questo, block notice, 'na matita, un computer e una segretaria. E stavamo nella sala cosiddetto salone busti della Camera. E ha cominciato a far telefonate per creare questo governo tecnico, che essendo un governo tecnico doveva davvero essere fatto di gente che non aveva avuto rapporti con la politica e neanche parenti che avessero avuto rapporti con la politica. E trovare i nomi di queste persone, io avevo un po' di nomi in mente io, altri me li ha suggeriti il presidente Mattarella, alcuni nomi è stato facile, altri è stato difficile. C'era stato un nome, un personaggio che doveva fare il ministro della pubblica istruzione, il ministro dell'istruzione, e non siamo riusciti a trovare il numero di telefono. Non ce l'aveva la batteria del Viminale, cioè il centralino del Viminale, Ministero degli Interni, non ce l'aveva il centralino di Palazzo Chigi, che sono le 2 fonti principali di informazione, non avevano conoscenze. A un certo punto riusciamo a trovare il numero di telefono non di questa persona, ma del suo agente, perché
essendo un personaggio pubblico che scriveva libri, andava a fare un professore che andava a fare presentazioni, eccetera, aveva un agente. Allora io bello tranquillo, finalmente faccio il numero di telefono, parlo con l'agente del signor tal dei tali e lui mi fa: "Sì, sono io". Allora gli spiego che io, Carlo Cottarelli, sto cercando di formare un governo e ho bisogno di parlare con la persona che lei rappresenta. Risposta: "Non glielo posso passare, non sono autorizzato a passarglielo". Allora la mia prima reazione ho pensato: "Si vede che non ha capito". Allora io gli spiego: "No guardi, sono Carlo Cottarelli, forse". Rispondo: "No, no, ho capito beni ho capito benissimo, ma io non gliele posso dare. Guardi, lei dica a me e io la riferirò alla persona Pinco Pallino che rappresento e gliele facciamo avere una risposta". Al che ovviamente io mi sono immaginato la scena di una convocazione del governo che si presenta alla gente, no, si presenta oppure questo qui che ogni volta che io devo parlare col mio ministro devo parlare con la gente. Allora ovviamente "Grazie, mi scusi, se facciamo un'altra volta, arrivederci", e ho messo giù. Poi l'ho raccontato a Mattarella, si è messo a ridere pure lui, perché questo l'aveva suggerito lui a dire la verità, non era una una mia idea. Perché la io non ho mai saputo se questa persona e nel libro non dico chi è questa persona, perché non dico il nome di nessuno dei miei ministri. Io tendo quasi a indovinarlo, ma non lo dico. Alcuni hanno fatto, alcuni indovinano, altri non indovinano. Non ho mai saputo se questo personaggio abbia saputo di questa possibilità. Adesso ovviamente forse leggendo il libro magari capirà. Però questo vi dà l'idea della potenza degli agenti proprio. Perché la gente si sia comportato in questo modo? Gli agenti sono pagati a percentuale, lo stipendio del ministro è molto basso, quindi forse ha fatto i suoi calcoli, ha detto che non gli conveniva se il suo rappresentato andava a fare il ministro. Sì, beh, fa 2 libri e vende molto di più, diciamo. Domande dal pubblico, abbiamo un quarto d'ora. Le raccogliamo tutte insieme o vuole rispondere No, uno a uno uno? per uno. Una per una. Il microfono gentilmente, facciamo veloci che così. Grazie. Professore, ho avuto il piacere di conoscerla una settimana fa qui a Padova, un altro evento. Complimenti nuovamente. Ho visto un servizio su Report. Lei prima ha parlato del fatto, ma è abbastanza noto, che spesso bisogna contribuire ai partiti per essere poi eletti in Parlamento. Invece in questo servizio, dove c'era anche qualcuno che parlava col volto oscurato, eccetera, risultava che la Lega per candidare Vannacci gli erogasse 300.000 euro. Ovviamente Vannacci, interpellato, ha negato, ma non può che negare perché essendo un militare non potrebbe neanche prenderli. Ma se così fosse, usiamo il condizionale, lei da da eccellente economista qual è? Che senso darebbe ad una cosa del genere? Eccellente economista è Vannacci che prende tutti questi soldi, mica cioè io i soldi ce li ho messi. No, mi sembra che Vannacci abbia fatto, è uno furbo fondamentalmente. Beh, probabilmente come il ministro potenziale che se lei gli avesse offerto, Se li avessi io magari dovevo eccetera, dare accettava anche di fare il ministro. Altre domande? Stiamo con i microfoni qui in mezzo alla sala possibilmente? Eccola qua, infatti conviene stare in mezzo perché sennò il tempo che lei arriva il professor Cottarelli deve anche tornare. Ecco, prego. No. Professore, mi piacerebbe sentire il suo parere sul disegno di legge sull'autonomia, decentramento amministrativo. Grazie. allora, diciamo la versione iniziale aveva una sua coerenza che poteva piacere o non piacere. Qual era questa coerenza? L'elemento fondamentale di questo provvedimento sull'autonomia differenziata è che una regione poteva chiedere di diventare responsabile di una certa area, per esempio l'istruzione. Come sarebbe stata finanziata l'istruzione da lì in poi? Supponiamo per esempio che la Lombardia, la spesa della pubblica istruzione in Lombardia fosse 10 miliardi. Inizialmente nella sostanza la Lombardia continua a ricevere 10 miliardi. Non era scritto così, ma questo sarebbe stato quello che succedeva.
però non è che riceveva 10 miliardi dal centro, riceveva una parte della base imponibile tale da dare un gettito di 10 miliardi. Questo cosa voleva dire? Vuol dire che da lì in poi quella base imponibile rimane di proprietà della Lombardia, il che vuol dire che da lì in poi, se la Lombardia cresce di più, i soldi rimangono in Lombardia per quella parte. È una cosa incrementale, però col passare del tempo, se una regione cresce più rapidamente delle altre, trattiene sul proprio territorio una parte maggiore della tassazione pagata dai cittadini di quella regione. Questo rompeva un vincolo fondamentale di solidarietà tra regioni. Come dico, può piacere o non piacere, però non c'è dubbio che rompeva un vincolo di solidarietà, che è quella di dire i soldi pagati ai cittadini delle varie regioni confluiscono a Roma e poi sono redistribuiti. Invece per una parte incrementale, almeno i soldi invece rimanevano nella regione dove dovevano essere stati generati. Come dico, può piacere o non piacere. Uno può anche dire questo responsabilizza di più le regioni, perché se una parte della spesa maggiore viene finanziata dai tuoi soldi, starai più attento che i soldi siano spesi bene. Se arrivano da Roma, chi se ne frega, non sono i tuoi soldi. Si può anche sostenere che gestendo a livello locale certi tipi di spesa, la spesa è più adatta ai bisogni di quella regione. Però non si può negare che si riduceva l'elemento di solidarietà. Questo nella versione iniziale. Nella versione attuale si è attenuato però questo meccanismo, che è quello però fondamentale per cui si faceva il decentramento, con una strana emendamento che io stesso ho difficoltà a capire, ma che consentirebbe ogni anno, ci sarebbe una commissione che ogni anno aggiusta le aliquote di compartecipazione ai tributi della regione sulla base di come stanno andando le entrate di quella regione, anche per motivi ciclici. Cioè, sinceramente io adesso non lo capisco più. Per poter avere il sostegno probabilmente di Fratelli d'Italia hanno modificato quello che era l'elemento essenziale. Quindi al momento io mi sento soltanto di dire che è un gran casino, che non capisco più neanche, mentre quello originario poteva piacere o non piacere, ma almeno aveva una sua logica, io come adesso sinceramente non lo capisco. Soltanto perché per poter dire per la Lega ci siamo riusciti. Siamo riusciti a fare una roba che è inapplicabile, incomprensibile, che addirittura contraddice quello che era lo spirito originario. Altre domande? Una e due qui. La signora prima. Diamo alla Presidente. Buonasera professore. Lei nel suo libro dedica un paragrafo all'importanza dell'investimento nell'educazione affinché i giovani possano partecipare al processo decisionale della società. Per quanto riguarda il suo programma PESES che lei segue, insomma, di cui è fautore, a che tipo di riscontro ha trovato? No, il riscontro è andato benissimo. Allora, io ho lanciato questo programma, sinceramente, devo dirvi la verità, perché avevo bisogno di una scusa per dimettermi. Perché non è che uno si può dimettere da senatore, cioè si dimette, ma poi le dimissioni devono essere votate dall'aula parlamentare e il Parlamento deve essere, il Senato in questo caso deve essere convinto che tu non ti stai dimettendo perché sei sotto pressione da parte di qualcuno. Devi dire io mi dimetto per andare a fare un'altra cosa. E quando ho detto questa cosa qui a Enrico Letta dice che mi volevo dimettere, lo dico a Enrico Letta per primo, Enrico Letta mi dice guarda è molto difficile, tu devi trovarti un incarico internazionale. Io non è che posso trovarmi un incarico internazionale in pochi giorni. Allora mi è venuta questa idea, perché non fare a livello industriale quello che io faccio a livello artigianale? Io andavo a visitare scuole, ma facevo uno ogni 2 mesi. Perché non farlo invece a livello industriale, cioè con un gruppo più ampio di persone? E ho fatto questa proposta, ho detto al Senato, mi sono detto ma chi può dire di no alla scuola? E la cosa ha funzionato benissimo, mi hanno mandato via alla prima votazione, cosa rarissima, forse erano stufi di me, non ce la facevano più, cosa rarissima, la prima votazione. Il programma è partito, è andato molto bene, avevamo come obiettivo di visitare 150 scuole, abbiamo ricevuto 250 domande,
siamo riusciti a fare 165 scuole. Le personalità che hanno visitato le scuole sono di altissimo livello, ci sono 5 ex presidenti del Consiglio che sono Amato, Prodi, Gentiloni, Monti, una scuola l'ha fatto anche Draghi, ci sono i ministri dell'economia degli ultimi 20 anni, ci sono imprenditori di altissimo livello, a partire da Montezemolo, Marcegaglia, Farinetti, Bombassei, l'editore La Terza. Sono riuscito anche a convincere come dirigente di una grande impresa, ho convinto Marotta, io sono interista, ad andare a visitare una scuola. Ci sono giornalisti, ci sono esperti di diritto, Marta Cartabia, Sebino Cassese. È stato un grande successo. Qual è lo scopo? Non è tanto quello di fare educazione finanziaria. Sì, certo, io parlo di economia, però è più che altro quello di dare una testimonianza agli insegnanti e agli studenti del fatto che personalità che hanno avuto una buona carriera nella vita danno importanza alla scuola, al punto di andare loro a visitare le scuole. Non è la scolaresca che viene a Roma a visitare per un paio d'ore il Senato, eccetera. È la personalità che va nelle scuole, e sono scuole di tutta Italia, nord, centro, sud, est, ovest, e di ogni tipo, licei, istituti tecnici, professionali, scuole alberghiere. Io ho fatto 2 scuole alberghiere anche quest'anno, altro una cosa buona, perché le scuole alberghiere ti regalano le cose che loro hanno, la cucina, ti regalano i dolcetti, quindi no, è stato molto bello. Abbiamo annunciato, abbiamo riaperto l'iscrizione per il prossimo anno all'inizio della scorsa settimana, e sono già arrivate 40 domande, quindi il problema sarà come gestire di nuovo questa mole di domande molto, molto ampia. Prego. Buonasera. Al di là del fatto che si capisce meglio l'astensionismo dopo le sue parole, e io che pensavo che il voto fosse un diritto-dovere, mi sento una persona strana adesso. Detto ciò, il 110% ha impattato molto sui conti pubblici, sta impattando e impatterà sui conti pubblici. Ma com'è che nasce che un provvedimento del genere qualcuno non abbia fatto i conti prima, stante che era un provvedimento dove c'era della matematica anche da applicare, non c'era della fantasia forse? E come mai è andato avanti per anni, o comunque per un periodo lungo, e solo oggi o da qualche mese si grida allo scandalo, e prima nessuno diceva niente? No, bisognava essere nel governo all'epoca, prima di tutto. Ci sono state varie circostanze. Io credo che inizialmente la proposta l'abbiano fatto diciamo, la lobby del settore immobiliare, che era molto in crisi nel 2020, doveva essere aiutato, però hanno esagerato. Poi, non essendo all'interno del governo, non so chi è stata la mente malata a cui è venuto in mente di fare il 110%, cioè darti più di quello che è il costo effettivo, in maniera tale che tu potessi andare in banca, scontare questo e incassare esattamente, non doverci mettere un euro. Inizialmente siamo andati avanti per tanto tempo senza che nessuno protestasse. Quasi tutti i partiti spingevano, perché la stessa Lega, adesso Giorgetti fa tanto il galletto su questo, ma la stessa Lega aveva proposto: sì, continuiamo quest'anno, anzi rendiamo. Forza Italia anche ha fatto un ultimo tentativo anche contro Giorgetti, perché quest'ultima stretta fosse attenuata, eccetera. Non parliamo dei 5 Stelle, che continuano adesso a rivendicare la validità del provvedimento, e Fratelli d'Italia in alcune occasioni aveva espresso in qualche modo, meno degli altri, ma in qualche espressione di sostegno c'era stato anche da quelli. Forse la cosa che è stata decisiva però è stato quello che è successo non in Italia, ma da qualche altra parte del mondo. In quel periodo 2020, 2021, 2020 e parte del 2022, anzi no, anche il 2022, sono arrivati centinaia di miliardi dalle istituzioni europee per aiutare l'Italia. Sono arrivati così tanti soldi che noi non riuscivamo neanche a spenderli. Il deficit pubblico nel 2020, l'anno del Covid, è arrivato a 160 miliardi, dalla Banca Centrale Europea sono arrivati 175 miliardi, 20 miliardi sono arrivati dall'Unione Europea, in totale sono arrivati 195 miliardi, quanto ce ne servivano? 160.
non riuscivamo a spendere. Allora, quando ti arrivano così tanti soldi, ti stai a dimenticare della spending review, ti stai a dimenticare del vincolo di bilancio che prima o poi riemerge e ti muovi sulla spinta del fatto che tanto il bancomat è aperto. Quando il bancomat è aperto ti puoi permettere di dare soldi a tutti. Non ti rendi conto, non guardi al futuro, guardi soltanto alla situazione immediata e non ti rendi conto, lo sai, ma non ci pensi che a un certo punto i soldi finiscono, non ti arrivano più soldi dall'Unione Europea, no, anzi dall'Unione Europea continuano ad arrivare, ma soprattutto non ti arrivano più soldi dalla Banca Centrale Europea, perché quando hai stampato troppi soldi ti fa sull'inflazione. E quindi quello credo abbia contribuito anche a questo provvedimento, che il super bonus 110%, che secondo me penserà nei libri, entrerà nei libri di finanza pubblica come un esempio di come non scrivere le leggi. Bene, allora sono le 19:30, abbiamo scoperto due cose: che abbiamo fatto bene, no, che ha fatto bene il segretario del partito, perché noi non c'entriamo niente, a portarlo in Parlamento, se non altro per avere questo straordinario racconto di cui abbiamo sentito solo qualche pillola e che veramente si può leggere anche sotto l'ombrellone, quindi ve lo consiglio. E che poi per dimettersi ha fatto un'iniziativa altrettanto meritoria per la scuola italiana, quindi insomma due in uno. Complimenti professor Cottarelli, grazie per essere stato qui con noi. Su Trovate il libro, si ferma qua a fare un po' di firmacopie, perché immagino che qualcuno vorrà avere la firma sulla sua copia. Grazie a voi che siete stati qui con noi. Grazie.